Benvenuti a Call Center Cortesia, il programma che affronta le vostre sfighe, le vostre rogne e le vostre magagne. Allora, chi è che mi disturba con la sua telefonata oggi? Ciao Duilio, sono Emiliano. Si sente? È misso Veneto, Si sente che te? Sì. Dimmi. Senti Duilio, praticamente mia moglie da quando che abbiamo preso un cane Sì? non mi dà più retta. In che senso, Emiliano? L'ho proprio persa. Praticamente se lo porta a fare la spesa, se lo porta a lavoro, se lo porta a fare la passeggiata, se lo porta dappertutto e a me non mi guarda più. Cioè, persino andate in ferie con lui e mi ha lasciato casa. Cioè, praticamente sta femmina, insomma, se va a croppare il cane e ti non te guarda altro e va sempre via col cane e ti te tocca stare a casa da solo, oppure addirittura lei va in ferie e ti casa. Guarda Emiliano, non so cosa puoi fare tu per il tuo problema, ma so cosa posso fare io per il mio problema. Vado a comprarmi un cane. Grazie, arrivederci, corro subito. Allora, Luisa Pironi, italo-americana, qui per il posto all'ufficio all'estero. Sì. Se può parlare anche in italiano, io sa che le sono grato. Quello che te è More dear you. cioè per me se stessi identica roba inglese diretto More dear. More dear. più caro, quello che te è più caro sì. Più caro, certo. Beh, Dog of the vabbè. pig. Come scusi? Dog of the pig. Casa al porco. Ecco, sì. Allora, lei tra l'altro vedo che ha fatto una bellissima esperienza all'estero, a Hollywood addirittura. È una cosa curiosa. Ma vedete che sono stato scusami? Hollywood, c'è scritto sul Maria, mi scusa se mi permetto, ma sta pronuncia amatoriale qua non si può sentirla lei. Hollywood. La pronuncia è corretta, giusta? Hollywood. No, Hollywood. No, beh, Scusa se mi permetto, ma se sente tutto l'accento veneto, te vergi a bocca di qua. Ma ti dà per fin fastidio voi qua? Sì. Fa un corso di addizione, Dizione. No, ti te ne vuoi di più ancora? Ecco, sì. Beh, ogni modo... Com'è stata questa Hollywood? Quella lì. Com'è? Periodo meraviglioso. Bello. Tanti pensano che te vai a Hollywood e vedi le ville dei VIP, dopo ti puoi voltare con la macchina e andare a casa. E invece no? No. Tanti pensano che quando che vai a Hollywood. e hai visto gli studi cinematografici ti puoi voltare con la macchina e andare a casa? No. Tanti pensano che quando che vai a Hollywood e hai visto la cultura cinematografica, la mentalità delle persone, ti puoi voltare con la macchina e andare a casa? No. Hollywood. È molto di più, è un luogo che esiste perché esistono i sogni delle persone. E a chi che mi domanda Luisa, ma è vero che te sei stata a Hollywood. Io dico no, io ho capito Hollywood. Bellissimo. Quanto tempo ci sei stata? Un weekend dopo mi sono rotto i maroni, sono a casa, perché... Dopo che hai visto queste 4 ville di VIP scritte in cima alla montagna, te puoi voltarti con la macchina e andare a casa. Hi. Hi. Oggi.